Allora, come state? Interessanti le preposizioni. Bene, bravo, meno male. Ma tanto non partiamo dalle preposizioni, credo. Ah, va bene. Credo che lei ha studiato. Partiamo dagli accenti, che vediamo cosa vi ricordate. Dai. Allora, parlo con Menek. Bene. Dai. Metta gli accenti su queste due parole. Noc ispura. Noce, la notte, l'accento è sulla O, quindi è un accento grave. Sì, No, scusi, un accento aperta, quindi aperto, grave, ok. bassissimo. E scura invece è un accento breve. Iscura. Ah sì, Ha detto, mi può ripetere l'aggettivo? noc iscura. Iscura, Mhm. I, è accentato anche la I. Ah dai, questa mi piace molto. Quindi dovrei dire iscura. Iscura, no? Iscura, è una U con la dieresi? Bravo. E quindi ci vuole l'accento? No, la No, dieresi, la dieresi, basta la dieresi. certo. Ma la I non si accenta, né? No, non ho capito. La I no, però, No, la I no, no, è la I per sentirla, ok, è vero, sì. Va bene. Vediamo qualcun altro. Sentiamo Fabio. Fabio mi sente? Sento, Bravo. Mi mette l'accento su belle donne. belle accento aperto, Sì, donne anche accento aperto. bravo. Done, non donne. Donne in italiano. E neanche Sì. belle. Belle donne. Bravo. Va bene. La signora Lazzarini mi risponde, signora Lazzarini, se le dico, senta, pöta è già. Ehm, Peta, l'accento sulla A? Ah dai, allora diventa pöta. Ah, allora sulla Se la mia- U? Peta è una U o una O, e O? con cosa? Con la? Pota, pota, sì. Sulla O? Con Pota? la. Ah, Pota? dobbiamo mettere l'accento, perché cosa dobbiamo mettere? Ho detto pöta è già, Peta, che vuol dire? ehm, pota? No? No, Pota? pota è un'altra roba. Se volete sapere cosa vuol dire pota, poi ve lo dico. Ma pöta, cosa vuol dire? Non lo so. Putta vuol dire ragazza. Ma siccome accanto a lei ci metto l'aggettivo egia, che vuol dire vecchia, Eh sì, tutto sì. insieme vuol dire zitella. Ah, ok, ho capito. Pöta, egia vuol dire zitella. Adesso lei mi metta insieme dieresi o accenti se ci vogliono. Faccio un po' difficoltà a capire tutto Sara, lo so, questo. Mi lo scusa. so. Allora, pöta vuole la dieresi sulla O. Ok. Egia vorrà l'accento. Veggia sulla A. Apro, no, Sulla A. se lo metto sulla A dico è già, Ah, allora sulla E. sulla Sulla prima E. E, ecco, Veggia. cioè, su una E, quindi Capito. che accento sarà? Aperto o Eh, chiuso? la grave, accento grave, Quindi aperto. aperto. Brava, va bene. Allora, qualcun altro? Sentiamo Sara. Sara, buonasera Sara. Lavoro è per lei, non si Grazie preoccupi. mille. Allora, serpent, boa. Boa. Sì, Allora, serpent sulla seconda E, sì, aperto o chiuso? aperto, Brava. E e boa. boa, Boa. niente. Ah no? Abbiamo detto che la O e la E si accentano sempre, quindi O, sulla O, sulla O, ma quale accento? Aperto o chiuso? Bo- chiuso. Brava, chiuso. In italiano aperto diciamo serpente boa, ma in bergamasco diciamo serpent boa. Va bene? Ottimo.
Allora, vediamo un po' la signora Mara Elghino, che la vedo, no, vedo solo il suo nome, ma va bene lo stesso. Attivo. Brava. Ce la fa. Mi deve dire di queste parole che le dico io, quali sono le tronche, quali le piane e quali le sdrucciole. Difficile. Proviamo? Va bene, proviamo. Allora, cioè pelle. Allora, aspetta un attimo che devo fare il ripasso sulle piane e sdrucciole. Allora, pelle è una piana. No, è solo quella sillaba lì, è un monosillabo Ah, monosillaba. e quindi è una tronca. Tronca. E come No. mette l'accento? Aperto, chiuso. Pelle. Pelle metto aperto. Ed è una tronca. Tronca. Adesso, pena. Pena. Allora, questo l'accento è aperto. Sì. Sulla È tronca, piana o sdrucciola? pena. Allora vado a 8, secondo me è piana. Brava. Ma scusi, noi non avevamo detto che le parole piane non si accentano? Sì, però questa ha una È aperta. che è aperta. Brava, meno male, meno male. Adesso, sempre lei. Cadena. È Non ho tronca. capito, non ho Cadena. capito. Cadena. Ah, cadena. Sì. Allora, cadena è accento aperto. Cadena, cadena chiuso. Avrei detto cadena. Invece No, cadena chiuso. E non mi ricordo più che cosa mi aveva detto la prima parte. Tronca, piana o sdrucciola? Cadena, io direi piana. Brava, e anche in questo caso, siccome è una E, dobbiamo accentarla. Accentarla, sì. Va bene. Signor Riccardo, che la vedo. Buonasera. Buonasera a lei. Se io le chiedo di dirmi che cos'è lepera, cioè vipera, è tronca, piana o sdrucciola? È una sdrucciola. Bravo. La prima E è un accento chiuso. Bravo, a posto. Irtù, sempre lei. Irtù è una tronca Sì. e la dieresi sulla U. Bravo. Sulla U. Va bene, bravo, perfetto, bravo. La lascio stare, signor Riccardo, va bene così. Scusate, buonasera, prima non sono riuscita a salutare. Buonasera, buonasera. È Marisa lei, vero? Esatto, mi scusi ma ero sul cellulare e non riuscivo a fare nient'altro, adesso ho acceso il computer. Come sta? Grazie. Bene, sta bene? Brava. Ok. Facciamo lei. Mi dica questa parola. Adesso io le dico una parola, lei mi deve dire se è tronca, piana o sdrucciola e dove mette l'accento. Roba. Ok. Non ho capito. Roba. Roba. Allora, l'accento la metto sulla O. Sì. È aperto o chiuso? Ok. Aperta o chiusa? È chiusa? Ah sì? Esiste No. anche la parola roba, ma io ho detto roba. Quindi roba. Allora la mettiamo aperta, se non è Brava. chiusa è aperta. Brava. Se invece io dico roba, nel senso che dico a te, roba, ruba. Roba è aperta. No, è chiusa. C'è un sacco di casino. Roba è aperta. Senti come dico bene la O? Roba. Ma se io devo dire roba, Ok. io stringo la O, quindi Roba. roba. Io stringo, quindi chiusa. Chiusa, ok. È una parola piana? Faccio un po' di casino sull'aperta e sulla chiusa. Ma lo facciamo tutti, cara. Secondo lei è una parola tronca, una parola piana o una parola sdrucciola? Ripassiamo. Ripassiamo. Allora, chiedo un aiuto dal pubblico. Allora, tronche quando hanno l'accento tonico sull'ultima sillaba. Mangià. Quindi non è tronca. Questa non è tronca.
perché è Ok. roba. Piane quando hanno l'accento tonico sulla penultima sillaba, quindi roba. Quindi sarà piana. Piana, ok. Invece sdrucciola quando ha l'accento tonico sulla terzultima sillaba. Per esempio, Ok. petonega. Petonega, ne sulla E. No, Ne. petonega. Petone. Ah. Che cos'è una petonega? Una cicciaruna. Una petona. Bravo. È una cicciaruna, esatto. Petonega. Va bene. Adesso andiamo avanti. Ok. Vediamo qualcun altro che adesso non vedo. Dammi l'elenco, caro. Dimmi chi c'è. Bravo, perfetto. Carmen che la vedo qui. Mi sente? Sì, la sento. Brava. Allora, mi dica che cos'è grattacò e cosa devo fare con l'accento. Grattacò, penso che sia un problema, un qualcosa che mi preoccupa. Brava, sì, ma che cos'è? Tronca, piana, sdrucciola. Grattacò, Grattacò. per cui sarà una, cos'è, tronca. Tronca, brava. E come faccio? Che accento metto? Grattacò. Allora, sulla prima A penso sia un aperto. Allora io devo dire grattacò. Grattacò. Allora, sulla seconda A, gratta è un aperto, giusto? Ma no, Gratta, ascolti bene, Carmen. sì. Lo metto sulla seconda A, dirò grattacò. Grattacò, ma io non ho detto grattacò, ho detto grattacò. Per cui vabbè, sull'ultima, Brava, è una dieresi. No, No, grattacò non è dieresi. se ci fosse la dieresi sarebbe grattacò e invece è grattacò. Quindi c'è una O chiusa. Chiusa, Grattacò. sì. Accento Una O chiuso. chiusa, ok. Va bene. Vado avanti con lei. Codega. Me Che lo non è ripete? insulto a lei, ogni tanto noi ce lo diciamo che codega che te sei, ma non sto Ah, dicendo. non lo conosco questo termine. No, è la Codega? sì, codega, è la cotica del maiale. Ah, ho La, capito. la parte della pelle del maiale che si usa per fare i minestroni. Sì. Non amo la carne. Comunque. Vabbè. Codega. Code, e penso che su quella E ci sia un'aperta. Aspetti. No, codè è una chiusa. Allora, Sulla E è una chiusa. Ciao, brava, stia buona un attimo. Stia a sentire bene. Io non ho accentato la E, se no avrei detto codega, ma non l'ho detto. Ho detto codega. Quindi allora sulla O, dai. Sulla O, cos'è una dieresi? Sarebbe no. Se fosse una dieresi. Ok, mamma che casino. Penso che sia una chiusa. Brava. E la parola è tronca, piano o sdrucciola? Sulla prima, cosa la sulla Sdrucciola, perché è sulla terzultima sillaba. Codega. Terzultima è una sdrucciola. Brava, è una sdrucciola. Perché? Sdrucciola. Brava. Aspetti, vengo sempre da lei. Cogoma. Cogoma? Sì, che vuol dire? Cogoma è la caffettiera? Brava, No. brava. Ok. Cogoma. 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 Sulla seconda O? Ah sì? Ho detto cogoma io. Ok, va bene. Cogoma. Quindi sulla prima? Sulla prima O? Sulla prima O? Tronca, piano, sdrucciola. Oddio, sulla prima, sull'ultima sillaba, la piana? No, penultima sillaba. Quindi sarà una sdrucciola anche questa. Brava. Adesso attenta. Grazie per il brava. Faccio l'ultima con lei. Attenta, Sì. Bignocca. Bignocca. Bignocca.
Bignocca è È un cos'è? bitorto. È una protuberanza. Ok. Brava. Bignocca, bigno, sulla O, una chiusa. Non ho detto Bigno. bignoca, ho detto bignocca. Gnocca, ok, aperta. Sulla O aperta. Sulla O aperta. E cos'è? Tronca, piana o sdrucciola? Penultima, una piana? Una piana, brava, una penultima. Piana. Piana. Sì, Va bene. piana. Vado da Gilberto. Dov'è Gilberto? Che non lo vedo. Mi sente Gilberto? No. Allora vado da, vediamo un po'. Fabio abbiamo fatto, vediamo un po'. Irina, come sta Irina? Mi sente? No. Irina non mi sente. No, fa niente. Allora, vediamo un po'. Alessia, mi sente Alessia? Sì, salve, la sento. Brava, perfetto. Facciamo pom. Pom Mm, è mela, sì, è tronca, brava. E cosa metto sulla O? l'accento chiuso. Brava, brava. Sì, scusami, mi perdevo io. Adesso rimango con lei. Caffè. Caffè, Mhm, ok, è tronca, brava, è chiuso brava. Basta. e sulla E, sì, chiuso sulla E, sì. Sempre lei. Tonega, cioè tonaca. Ok. Allora, è sdrucciola ed è chiuso. Non ho detto tonega, ho detto No, è aperto, è aperto. È aperto, brava. Va bene, resto con lei per l'ultima. Careta. Come scusi, puoi ripetere? Careta. Careta. Mm, Allora, è aperto sulla E, brava. quindi è piana. È una piana, perfetto. Vado da, vediamo un po', vediamo un po'. Aurora, mi sente Aurora? Sì, Brava. Allora, se mi sente, mi dica Padelot. Padelot. Sulla O, Sì, aperto, sì. quindi è tronca. Oh, tronca, bravissima. E monega, cioè suora? Sulla O, sempre, Mm, aperta, mm, sdrucciola. brava. E benola, prima di tutto, qualcuno mi sa dire che cos'è una benola? La donnola. Bravo Menek, bravissimo. Perfetto. E allora benola, sempre ancora? Sulla E, aperta, Sì, sdrucciola. brava. Adesso le faccio fare l'ultima, poi le abbiamo finite. La parola pertega, cioè pertica. Sulla prima E, Sì, è aperta, sì, quindi è sempre sdrucciola. bravissimissima. Perfetto. Adesso voi avete lì con voi la poesia La Maiada? Bellissima. Bravo, bravo Menek, vero che bella? Bella molto. Bene, adesso la mettiamo anche sul mio schermo in maniera che io la leggo con voi. Aspetta, un attimo che arriviamo. Perfetto, ce l'ho. Don Riccardo, mi legge questa prima parte della poesia, così lei la legge bene, e mi spiega perché, nonostante si tratti di una parola piana, c'è l'accento sulla A? Allora, sì, è una piana, maiada. Perché pur essendo piana ha l'accento sulla A?
Ma perché potrebbe dare problemi di pronuncia se fosse Bravo, sulla I, sulla seconda A, sulla bravo. terza A, sulla... Bravo, è proprio quello, solo quello, perché se noi dovessimo scriverlo senza accento, comunque non sbaglieremmo. La parola è piana e va senza accento. Per darci una mano, Silverio Signorelli, che è l'autore della poesia, ha accentato la A, ma solo per fare un piacere a noi. Non serve l'accento qui, è solo per aiutarci un po' di più. Partiamo, dai. Scusi, allora Maià non ci vuole l'accento. Certo che ci vuole l'accento, ma quella è una parola tronca, ma Ah, ok. Ok. è sulle piane che l'accento non va. In questo caso è stato messo solo per aiutarci. Chiaro? Signor Riccardo, mi comincia la poesia? D'accordo. Bravo. Allora, tre amici da puntina e si trova per la strada e tra loro confida de fa una maiada. Avanti. Continuo? Sì, sì, sì. Al diso il bugada, me so che imborgada, me so che imborgada, lo sterea la passata, le ben nominata. Basta, si fermi. Avete capito bene tutti che cosa stiamo dicendo? Sì. Sì, tutti. La signora che non capiva bene, aspetta che non mi ricordo più come si chiama. Lazzarini. Lazzarini. Signora Lazzarini, mi scusi, ha capito bene anche lei di cosa parliamo? Mi manca la parola bugada. Ah, è un cognome. È un Ah, cognome. ok. Eh, Ho capito tutto. quindi ha Grazie. capito bene che allora dice tre amici di Pontina si trovano per strada e pensano tra loro, confidiano tra loro di fare una mangiata. Il Bugada dice: Io so che in borgata l'osteria della passata è ben nominata. Andiamo avanti. Leggere a Menec. Arrivato il Cereda, che Piano, bella piano. Oi. Arrivato il Cereda, che bella truada, la va festeggiata con una buona vida. Con una bida. Questo A vorrebbe dire anche. Ma Anche con una buona bevuta. ma Anche una buona siccome vida. sarebbe molto male mettere H, allora si mette la A con una La posta. apostrofata. Ecco, anche con una buona bevuta. Avanti. Alla sera fissada, i sa trova intavolada, il Cereda, il Bugada, insieme al Duneda. Perfetto, traduciamo queste due strofe? Allora, ribatte, dice, controbatte il Cereda. Che bella trovata, va festeggiata con una buona bevuta, anche con una buona bevuta. Sì. E alla sera fissata si trovano alla tavolata il Cereda, il Bugada insieme a Doneda. Perfetto, bravissimo. Qualcuno va avanti? La signora Maraglino. Arrivo. Chi è? L'oster della passada, a tavola parada, al ghedà alla brigata o il menù della giornata. Non c'è là, c'è il menù de giornata. De giornata. Poi turna a bandida di ognuno della brigata per sai cosa il grada del menù de portada. Perfetto, traduciamo queste due strofe. L'oste della passata alla tavola pronta chiede alla brigata, no, dà alla brigata il menù della giornata. Poi torna a bandita, non saprei dire. Sì, a chiedere, a proporre. A proporre a ognuno della brigata per sapere cosa gradisce del menù della portata, il menù della portata. Perfetto. Qualcun altro che vada avanti? La signora Marilena Cassi, che non l'ho sentita fino adesso. Spegni. Mi sente, signora Cassi? Aspetta perché non riesco a sbloccare.
Allora, Sì? mi sente? Vuole Sì, andare però avanti lei? non riesco, vi sto seguendo, ma non riesco. Perché non riesce? Non riesce. Perché non riesco perché sono per strada. Ah, no, allora no. Allora no, no. Va Mi bene. spiace, Va mi sto ascoltando però. bene così. Grazie. Fabio, L'è sempre malada, la panza al doneda e a cura della gheda al völ la panada. allora, fermo lì, ha saltato un pezzo, la strofa sopra. Al völ la panada No, la strofa sopra, e a cura della gheda. non la riga sopra. La strofa La precedente. panza al doneda. No, la strofa sopra, al parla. Sì, scusa. Al parla, al cereda, a me una frittata, invece al bugada, al vabbè una costata. Bravo. Avanti, avanti. L'è sempre malada, la panza al doneda e a cura della gheda al völ la panada. Bravo, traduciamo. È difficile per me farla te. Fa niente, dai, dai. Parla il Cereda. Cosa vuole il Cereda? Dai. Credo, non lo so. Guardi lì che cosa dice. A me è una frittata. Quindi cosa dice? Io voglio una. Io voglio una frittata. Frittata, sì. Lo sa cos'è una frittata, vero? Il res de œuf. Bravo, ecco. Invece, avanti, sotto, invece al bugada, al vabbè una costada. Cosa vuol dire? Costada de maiale. Bravo. Allora, mi dica bene tutta la frase. Invece. Una al bugada. Invece al bugada. Al vabbè una costada. Che vuol dire? Una... Mi dica tutto. Invece al bugada va bene. Va bene una costina. Costada. Costata. Bravo. Avanti ancora. L'è sempre malada, né? Sì, traduca. La panza al doneda. Sì, fermo. Torni indietro e traduca. L'è sempre malada. La persona l'è sempre malada. È sempre malata cosa? La panza al doneda. La panza l'è sempre malada. Del doneda. Del doneda. Oh. E allora? E a cura la gheda? Della gheda. Cosa vuol dire? La gheda somia. La gheda è il grembo, cioè la pancia. Quindi a cura della pancia, cosa vuole? Al völ la panada. Cosa vuole allora? Rimedi sarà? No, la panada è una minestrina fatta con il raffermo. Il pacotto. Il pancotto, bravo, che serve proprio alle persone che non stanno bene. Va bene? Sì. Ci siamo. Va bene. Bravo. Vuole andare avanti? Vuole andare avanti? Chi va? Lei, Fabio, lei. Io? Sì. Il padrone della passata al tacui. Al tacui, né? Tacui. Sì. Da una uggiata. Sì. Poi se una grattata sulla crappa pelata. Bravo. Vediamo di tradurre. Il padrone della passata. Sì. Cosa fa? Dà un'occhiata a cosa?
Taqui. Al taqui. Taqui. Da un'occhiata alla sua lista, al suo libretto. E poi? Possa da una gratada. Quindi si Sagrata. Si gratta dove? Sagrata. Sola crapa pelada. Dove? La crapa. Sulla testa pelata. Sulla Bravo, testa pelata. bravo Fabio. Qualcun altro adesso, vediamo un po'. Signor Sarga. Presente. Bravo, vuole andare avanti lei? Paul di Salcereda? Va bene. Dai. Paul di Salcereda. Per lui la costata e le asciugata che il la panada. Poi dice al Cereda. Per lui la costata. E il signor Bugada ed è il signor Bugada che vuole la panada. Ecco. No, fem pastisada. No, fem pastisada. No, fem pastisada. Me o dice la frittata. Quindi è o doneda che vuole la costata. Si domanda l'oste. Allora, no, stiamo facendo una pasticciata. Io ho detto la frittata. Quindi è il doneda che vuole la costata. Giusto? Avanti, avanti. Ma de faccia partita e la panza malata a sarei una matata a mangiare la costata. Ecco. Ma a faccia partita sì, e la pancia malata sarebbe da pazzi mangiare una costata. Bene, bravo, basta. Bravissimo. Vediamo qualcun altro. Anna. Anna mi sente? Anna non mi sente. E vediamo un po'. Qualcun altro. Vediamo un po'. Mi sentite? Sì, cara, sì. Benissimo. Allora, o il padrone de feriada al risponde al Cereda per fa la finita del veul la panada. Il veul la panada? Domanda l'oste, perché non ha capito niente l'oste, quindi domanda, chi vuole la panada? Avanti. Allora, la traduco o... Come vuole, se vuole continuare poi traduce tutto insieme. Allora, il padrone della furiata potrebbe essere? Sì, disfuriata, non disfuriata. è... No, allora, il padrone di sfuriata risponde al Cereda. Per farla finita, chi vuole la panada? Chi vuole il pancotto? Avanti. La porta al doneda con la panza malada. A me la frittata, o mia la costada. Brava, avanti. La porti al doneda con la pancia malata. A me porti la frittata, io non voglio la costata. Bene. Continuo? Sì, E dopo, passada, il toc de giornata permette in ciarida i piace de portada. Allora, e dopo it passada, il toc de giornata. E dopo che è passato un pezzo della giornata, permette in ciarida i piace de portada o il cerida e il bugada insieme al doneda e a turnaccia puntida senza fare la mangiata. Adesso traduciamo tutto. E dopo? E dopo aver passato un pezzo di giornata per mettere in chiaro i piatti di portata, il Cereda e il Bugata insieme al Doneda sono tornati a Pontida senza fare la loro mangiata. Perfetto. E adesso qualcun altro, vediamo un po' qualcun altro. Un po'. Chantal, che non l'ho sentita, la vedo scorrermi davanti, ma non l'ho sentita. Mi sente Chantal? Mi sente Chantal? No. Allora, vediamo un po' chi altro. C'ho un Fra qui sotto, che non so chi sia. Mi dice chi è questo Fra?
Sascabrozzoni? Può darsi, sì, perfetto. Sì. Dai, Ok. faccia lei. Ed è noce? E de noche che nita, in sogno, la mangiada, de costada e frittata, e parfum de panada. De panada. Avanti. E se li mia catada, tal qual contada, l'andares ripetida, fino a che li capida. Avanti. Non so. Cessate nel finita. Finita. Dai, traduciamo. E di notte? E di notte gli è venuta in sogno la mangiata di costate frittata e il profumo di panada. E se non l'amica era capitata, così come l'ho raccontata, andrebbe ripetuta finché sia capita. Finché l'avete capita. Non so cosa vuol dire fino a che è finita, qualcosa del genere. Ho scherzato, è finita. Ah, ho scherzato finché è finita. Bene, bravi. Adesso voi ve la rileggete insieme con me, io la rileggo insieme con voi, anzi la rileggo io, così la capite bene. Cosa ci insegna questa poesia, che è anche tra l'altro abbastanza divertente? Che le parole piane non vanno mai accentate, tranne in qualche rarissimo caso. Trovate la biida, perché ci sono due i, quindi abbiamo necessità di capire su quale i va l'accento. Vedete? Nella terza strofa? Ecco. Poi scendiamo e vediamo che altre parole piane accentate non ce ne sono. Almeno per ora io non le vedo. Se le trovassi o se le trovate voi, fatemele notare. Torniamo indietro che la leggo io. La maiada. Tri amis de puntida, guardate la U con la dieresi, i se troa per la strada e tra lur i confida de fa una maiada. Al dis ol bugada, me so che in borgada lo starea la passada le be nominada. Arribato il cereda, che bella troada, la va festeggiada a con buona bida. Alla sera fissada, i se troan taolada, o il cereda e il bugada insieme al doneda. Lo ster la passada, a taola parada, il ghedà la brigada o il menù desornada. Poi turna bandida de ogni la brigada per sai cosa al grada del menù de portada. Al parla il cereda, a me una fritada, invece al bugada va bene una costada. L'è sempre malada la panza al doneda e a cura della gheda al völ la panada. O il padrù la passada, al taquilda e negiada, pol se dà una gratada sulla crapa pelada. Pol dis al cereda, per lui la costada, e lei sciurbugada che il völ la panada. No fem pastisada, me o dice la fritada. Quindi è l'oldoneda che il völ la costada. Ma de faccia patida e la panza malada, al saresna matada a mangiare la costada. O il padrù de feriada al responda al cereda, per fa la finida, chi völ la panada? La porte al doneda con la panza malada, a me la fritada, o mia la costada. O il cereda e il bugada insieme al doneda e tornaci a partire, e dopo i passada il toc de giornata, per metti in ciarida i piac de portada, o il cereda e il bugada insieme al doneda e tornaci a puntida senza fa la mangiada. E de noc, geni da insogni la mangiada de costada e fritada e profum de panada. E se li mia catada tal qual lo contada, l'andares ripetida fino a che li capida. O scherzat, l'è finita. È carina? Bella. È carina, dai, dai.
Allora, non sento nessuno che mi dice, ma dai, che bella, che divertente che è. Perché? È divertentissima, no? Che bella. Molto bella. Mi ripete come si chiama il poeta, per favore? Tirata per le orecchie. Scusi, non ho sentito, mi Come perdono. si chiama questo poeta? Questo poeta è il nostro Silverio Signorelli, quello che viene a farvi l'esame finale, quell'esamino che c'hanno qui. Quindi usa Silli come... Sì, come pseudonimo. Mhm. Sì. Volevo chiedere un'informazione. Come mai si dice senza farla mangiata invece di fare maiada? Perché mangiada e maiada sono due sinonimi, è un pochino più elegante mangiada. Infatti alle signore, le signore dicono non devo fare una mangiada, non dicono una maiada, sono i duri uomini che dicono non devo fare una maiada o faccio una maiada. Non è molto elegante. Infatti sono tre uomini che si parlano tra loro Signorelli, poesia in bergamasco. per fare la maiada. Ci sono altri. Mi domandavo, cioè mi sono stupita che nessuno di voi mi dicesse che cos'era la gheda. Chi è che lo sa? Per esempio, Riccardo, cos'è la gheda? Sì, la conoscevo, in effetti già avevo un po' di curiosità, l'ho cercata poi sul dizionario, l'ho trovata. Sì, è la definizione in grembo. È il grembo. In questo caso è un sinonimo di pancia, in realtà non si usa come sinonimo di pancia. Ne avevamo necessità per fare la rima con Doneda, quindi aveva necessità di usare gheda, però è il grembo più che altro. Di solito quando le donne di una volta riposavano, si diceva che gli mettia i mangheda, nel senso che mettevano le mani sopra il grembo per stare lì a non fare nulla, quei rari momenti di riposo. Oppure, professoressa, mi scusi, io invece ricordavo moltissimo che era anche un modo di dire di dove si mettevano i gomitoli a volte quando le donne sferuzzavano. Certo, i tenyengheda, certo, anche. Sì. E come si dice in bergamasco gomitolo? Gumisel. Brava, chi sei? Anna. Anna, brava Anna, sì è vero, gumisel. Bravissima. Oh, ritorniamo a fare qualche esercizio. Non so che ore sono, cosa abbiamo fatto? Perché io... 12. Ah, vabbè. Facciamo ancora qualche esercizio, dai. Dai. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua che io vi posso... perché mi preparo io. Voi... Sembra che io sia una persona che non si prepara, invece mi preparo e tanto. Vediamo un po'. Solo che dopo non trovo più niente. Eccolo qua, perfetto. Allora, bene. Vediamo un po' se siete capaci di mettere l'accento giusto. Se io dico tripir, signor Riccardo, dove metto l'accento? Tripir, cioè tre pere. Sulla I del tri, accento grave, e pir sulla I naturalmente. Ti aspetta che le dica bravo? No, ma aspetta che mi corregga. Non glielo dico. Sono due parole tronche. Allora, sono due monosillabi, però abbiamo già detto che i monosillabi si accentano tutti tranne il numero 3. Si ricorda quando abbiamo fatto il 3, ma il 3 con la E finale, non il tri. No, il 3. Contrario? Il 3 con la E finale lo accentiamo. 3 belle sete, accento bene il 3. Ma tri non si accenta. E anche pir come gir, come tir non si accenta. Quindi queste due paroline non vogliono l'accento né l'una né l'altra. Ok. Poi, sempre con lei ce l'ho, Marmelada de mure. Bene, allora è una piana. Direi che su marmelada non ci va. De mure. Un accento grave. Ma io ho detto mure, no? Ho detto mure. È una piana, c'è una... Soltanto le E e le O vanno accentate.
quando sono piane e ci va sopra l'accento, ma le U, le A e le I, quando sono piane e non ci va sopra l'accento, non abbiamo necessità di accentarle. E basta. D'accordo. Rimango da lei. Maneghe troppo lunghe. Adesso me la scrivo, perché così al volo non... Allora, maneghe, Troppo lunghe. allora, maneghe, metterei un accento sulla A di maneghe. Bravo. E trop è un accento largo sulla O. Sì. E lunghe, Mm. un accento acuto sulla prima O. Longhe. Bravo, bravissimo, bravissimo. L'ultima poi la lascio in pace. Borlà intera. Allora, borlà sicuramente è una tronca, per cui la A va accentata. Sì. Intera, la E di terra, è un accento grave. Sulla Bravo. E. Bella larga. Io però non ho detto borlà intera, ho detto borlà intera. Cosa ho fatto? Allora, ha messo l'elisione sulla N, Sì. borlà, apostrofo, N terra. Sì, perché? Sulla intera. Perché l'ho messo? Perché ho detto così? Del perché non lo so dire. Perché Suona in meglio con realtà- la N senza... Ecco, suona meglio. È proprio per questo che quando questa parolina, che vuol dire dentro, è preceduta da una parola che finisce con vocale, si toglie la I e rimane N con l'apostrofo. Ok. Va bene? Bravo. Poi, Scusi, l'apostrofo va dopo la N, allora? no. Prima? Togliere la I, quindi Ok. venire prima, naturalmente. Adesso, dai Sara, dai. Pal de la cagna. Pal de... La cagna, cioè palo della cuccagna. Ok. Pal, niente, perché... Brava, non serve. Sì. È una parola tronca, ma non serve. Ok. Come val, l'abbiamo detto l'altra volta, come val, come tal, tal. Poi. Chiuso. Ma va, ho detto, ma abbiamo mai parlato Ah no, non l'ho accettato. Dai. Lac, neanche. Lac, non ho detto lac, ho detto la. Ah, la, ok, la, ok. E lo devo diventare? La? No. No, è un articolo. No, è un articolo. Cagna. Che cagna, che cagna. Ah, che cagna. Sì, cuccagna, che cagna. Allora, che apostrofo cagna? Perché? Dieresi. No. Cuccagna. La dieresi. Che cagna. Ah, c'è la U. Q con la dieresi sulla U. Okay. Ma non c'è la U? Non c'è la O. La O. Che cagna. Ah, ok. Che cagna. Ok. Ancora lei. Ok. Cane di razza. Ca de rasa. Ca de rasa. Mm-hmm. Allora, K con la dieresi. Ah sì? Ah no, l'accento aperto. Sì, cioè, la A ha solo un accento aperto. Aperto, sì. Cane. De niente. Rasa sulla prima A. Ah sì? Rasa. Provi a scrivere rassa. Lei sta scrivendo. Provi a scrivere rassa. Mi dica come lo scrive. Razza. Sì, ma come lo scrive? In bergamasco. Ra. Sì? Za. No, io non ho detto razza, ho detto rassa. Con la S allora, rasa. Anche S. Rasa. Con una? Ah sì. Allora leggerei rasa.
Ah, c'è la doppia, si raddoppia, c'è la Che regola che si raddoppia. è aspra, va bene. Però lei mi ha detto metto anche l'accento sulla A. È così? No, Ah, brava. no, piana, giusto? Va bene, niente accento, brava. Ok, Vengo sempre da lei, dopo la lascio in pace. va bene, grazie. Lac de Luer, lago di Lovere. Lac de Lue. Lu- Allora, Lac, Come lo niente. scrive? Come lo scrive? Lacc. No, quello è lac, quindi latte. Ah, Lac, no, è una C dura. Quindi Non è neanche una C, è una G. Ah, lag, Lag, ok. Lag, H finale. lag, con l'H Perché finale. devo avere per avere una consonante dura, C o G, in finale di parola, devo aggiungere l'H, l'abbiamo detto l'altra volta. Ok. Come facciamo a capire dove dobbiamo per forza usare la G invece che la C, anche se pronunciamo l'H? Vediamo se ci arriva. Non l'abbiamo detto, quindi può non arrivarci. Perché è un suono duro? Ha un suono duro, ma potrei anche mettere la CH. No, anche quello è un suono duro. Perché ho necessità di mettere la G? Non saprei, sono sincera. Quando facendo il diminutivo diciamo laghetto, cioè laghetto, abbiamo già messo GH, quindi tutti quelli che al diminutivo hanno get, porteghet. Nel diminutivo. Oppure adesso non me ne viene in mente nessuno, ma insomma, comunque, dopo, quando abbiamo bisogno di una lettera dura che sia la C o la G, per sapere se ci va la C o la G, devo fare il diminutivo. Quindi la get, ecco che faccio l'H con H. Ho capito. Va bene? Ok, sì. Mm. Dell'UR. Luer. L'UR. L'U è dieresi. Ah sì? Ho detto Luer, io non l'ho detto, ho detto Luer. L'UR. Ho detto Luer. Luer. Chi ha detto accento sulla E? Io, Arianna. Ma Arianna, ti mangio, la mangio. Ho detto Luer, non ho detto Luer, ho detto Luer. È sulla U. Certo. Sulla U. Sì. Lo voglio grave o acuto? La U. Allora, la U è Sempre chiuso. sempre chiuso. Cioè, sempre aperto, non sempre chiuso. Non c'è né chiuso né aperto. La U va accentata e quando va accentata è sempre con accento aperto. È sempre aperto. Allora, A, I e U hanno sempre l'accento aperto quando si accentano. Sono solo la E la O che vogliono a volte l'accento aperto e a volte l'accento chiuso. È chiaro? Ok. Brava. Allora, sentiamo questa. Vediamo qualcun altro. Vediamo un po'. Arianna, che le che. Allora. Rosa de Nedal. Come scrivo? Rosa accentato sulla O. Ah sì? Che accento? Chiuso o aperto? Oddio. Rosa, dieresi. Ah no, era dieresi. Ah, meno male. Rosa de Nadale era giusto? Nedal, sì. Cioè Natale. Dove metto l'accento? Nedal sulla A. Sulla A, sì. Sì, sulla A. Accento aperto o chiuso? Aperto. Sempre aperto sulla A. Va bene. Allora, vado da Menek che mi guarda e chiedo carta de giornal. Carta di giornale. Menek?
che ha chiuso il microfono, Menek. Apra il microfono suo. Oh, bravo. Allora, carta, non metterei alcun accento. Certo. De, preposizione semplice, quindi non va accentata. Ha detto journal. Giornal. Journal. Io non metterei alcun accento. Ah no? Ah, che parola è? Tronca, piano o sbriciola? Giornale tronca. E allora? E quindi sì, giornale. Oh. Bravo, rimanga lei. Se io dico mattina nebbiosa. Mattina, I accentato. Ah sì? Che novità, perché? Che parola è? Tronca, piano o sbriciola? Piana. E allora? Quindi niente. Nebbiusa. Mm. Nebbiusa, direi un accento sulla U. Ma se lei lo scrivesse io non lo considererei un errore, perché ci sono due vocali vicine, però è una parola piana e va Quindi senza, niente, potrebbe essere senza alcun accento. senza alcun accento, però non è un errore, perché essendoci due vocali vicine Potrebbe essere. qualcuno si potrebbe confondere. Non lo scriverei comunque va bene. Meno male. Aspetta questa. 3 bignaghe. Cosa sono le bignaghe? Le prugne. No, quelle sono brugne. Ah, No, brugne. le bicocche. Bicocche, brave le signore che lo sanno, vanno a fare la spesa. Allora vanno a fare la spesa. Eh. 3, niente, perché è un numero cardinale. Ah sì? 3 niente? Io ho detto che 3 niente. Ah, scusi, non ho capito. Ha detto ero sopra, pensavo al tri di prima. No. 3, niente, quindi 3 con l'accento. Ah, ecco. No, niente. 3 Pensavo al tri. ma lo vuole aperto o chiuso? 3 aperto. No? E bignaghe. Mi ripeti il nome di albicocche che non l'ho capito bene? Bignaghe. Bignaghe. Sì, Non lo bravo. conoscevo. Bignaghe. No. Metterei sulla A l'accento. Dai, questa mi piace. Perché? No, non c'è alcun accento. Diamine, meno male, bravo. E qualcuno che mi ha suggerito sbagliato. Non so chi fosse, ma era una signora. Va bene, perdoniamolo perché le Va bene. perdona tutto, dai. Allora, attento a questa. Cattiva, landera. Cattiva lavandaia. Sì. È sparita, non la sento più. Io la sento però... Non so voi, ma non ho sentito niente. No, ancora. Penso sia lui però stavolta. Stavolta è lei che ha qualche problema, noi non l'abbiamo. Gli altri mi sentono? Sì, è lui che ha problemi. È lui che ha problemi. Sì, sì. Mi sente? Va e viene la voce, se vuole provare a ripeterlo. Allora, cattiva, landera. Lavandaia. Cattia, non metterei accenti. Ah no? Cattia sulla I. Certo. Sì, cattia. Landera. Ma io forse non metterei accenti neanche sulla landera. Ah no? Perché? Dove va l'accento tonico sulla landera? Sulla prima A? Ah sì? Dice la andera. No, allora. La andera sulla E allora. Sulla E. Aperta. Ah sì? No, la andera chiuso. Non è facile, eh? Ma lo so benissimo. È più facile parlarlo che trovarsi gli accenti. E poi vi lascio andare alle vostre occupazioni, alle vostre cene, anche alla mia. Una volta. Una volta, una dieresi sulla öna. Sì, bravo. Ölta, lo stesso, una dieresi. Purtroppo devo dirle che lei non ha sbagliato, perché generalmente nei paesi si dice una ölta, ma il bergamasco di città, quello che parlo io,
dice una olta. Allora olta con la O chiusa breve. Bravo, bravi, bravi. Grazie a lei, è fantastica. Enormi, siete bravi, 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 bravi. È bravissima, lei è paziente. Non abbiamo toccato le preposizioni, ma la prossima volta preposizioni a go-go. Va bene? Buona serata a tutti. Grazie, Ciao, buona professorelle. serata. Buona serata. Grazie.